E allora amici del Patto Sport dell'hockey, Patto Sport a rotelle, ben trovati, ben ritrovati qua a Palaferrarin Breganze. Il Breganze ci riprova anche questa sera davanti al suo pubblico che comunque non accenna a mollare, sempre presente. La parte non inquadrata logicamente dalla telecamera è abbastanza folta sulla nostra sinistra. I tifosi bianco-rossoneri sono in attesa dei loro beniamini. Intanto ha già fatto ingresso in campo il Grosseto. Attendiamo il Breganze, poi daremo lettura delle formazioni. Intanto il Breganze per la prima volta e dopo la rivoluzione scaturita dall'ultima sconfitta in casa Follonica, che ha generato l'esclusione, poi fatti altri avvenuti anche fuori pista, fuori la partita a palle ferme, l'esclusione dell'ex ormai ex capitano Stefano Dal Santo. Quindi un Breganze che già dalla scorsa partita schiera i suoi under 19, quindi avremo due Volpi in campo e due Agostini. Breganze che con tre cognomi copre la bellezza di 7 giocatori su 10. È facile per un commentatore alle prime armi come me ricordare i giocatori di Breganze, cosa un po' più complicata per la formazione di Grosseto, allenata da una leggenda, da Mister Hockey. Vari sono i soprannomi per Massimo Mariotti, che siede sulla panchina della sua Grosseto. Quindi siamo al turno 10. Attendiamo ancora Breganze. Suona il cicalino del Palaferrarin. Lo spione dell'orologio dice 19:43, quindi 3 minuti all'orario ufficiale di inizio partita. Quindi un Breganze che, ricordiamo, dopo l'esclusione di Dal Santo ha già giocato una partita senza il suo ex capitano in trasferta nella vicina Bassano. Domenica 30, sconfitta presso il Palo Broken della città del Ponte per 7-1. Certo avversario che punta alle zone alte della classifica, dove già alberga la formazione giallorossa guidata dal Mister De Mister, un'altra leggenda in panchina. E ora il Breganze si presenta per la prima volta al suo pubblico, appunto prima di Dal Santo, parlando prima con il presidente Volpe, ci ha confidato che a breve avremo degli innesti, parla di 2 innesti per il proseguimento della stagione, per ribaltare un po' la situazione che ha visto fino ad oggi 9 partite e 9 sconfitte, quel del Breganze. Oggi andiamo a turno 10, quindi la quinta volta che Breganze si schiera davanti al proprio pubblico. Iniziano un po' a spezzettirsi gli altri. Sono le 21:43. Non si vedono ancora i giocatori rossoneri. Penso che Mister Tiella li stia caricando fino all'ultimo secondo. Tenga attenti, collegati alla spina del 220 per lanciarli carichi, sicuramente per farli entrare con la grinta giusta e sfatare questa brutta abitudine che ha Breganze di subire un gol nei primi minuti di gioco. Ne parlavamo anche l'ultima volta nell'intervista con Agostini, andando a vedere l'ultima partita.
anche a Bassano. Purtroppo nei primi 4 minuti questa volta Breganze ha subito un gol, poi ha tenuto botta per altri 10. Vediamo oggi come entreranno in campo i rossoneri, che adesso hanno fatto ingresso sul quadrato di gioco del Palaferrarin. Si sceglie la palla, un rito nell'hockey. Per chi mai lo sapesse, ogni squadra mette la pallina, poi i due capitani scelgono la pallina che rimbalza meno e si va al gioco. Intanto leggono le formazioni ufficiali, lo speaker. Diciamo sottofondo la speaker breganzese che legge le formazioni. Al solito Breganze inizierà la partita attaccando dalla vostra sinistra. Dopo vi leggerò anch'io le formazioni. Calda comunque la piazza di Breganze, ci sono gli olè per ogni nominativo del Breganze, quindi pubblico che ancora ci crede viene qua acceso nella speranza di poter per la prima volta quest'anno, pubblico abituato bene. L'anno scorso il Breganze in A2 si era conquistata la massima serie con una stagione trionfale, quindi il pubblico era abituato a ben altri risultati. Allora vi leggo le formazioni ufficiali. Per il Grosseto con il 10 Franco Granados, con il numero 71 Luca Peruzzi, con il numero 3 Mattia Silero, con il numero 5 Pablo Saavedra, il capitano, con il numero 7 Filippo Schiavo, con il numero 8 Stefano Paghi, con il numero 9 Jacqueline Vargas, con il numero 17 Nicolas Barbieri, con il numero 55 Mattia Giabani, con il numero 88 Francisco Barragan, in panchina la leggenda Massimo Mariotti. Per il Breganze ora è il capitano, il numero 1, il portiere Marco Todeschini, che però parte dalla panchina, con il numero 25 Giuseppe Tagliapietra, con il numero 5 Pietro Agostini, con il numero 13 Antonio Tagliapietra, con il numero 19 Gabriel Cairo, con il numero 27 Giovanni Tagliapietra, con il numero 87 Tommaso Volpe, con il numero 88 Cristian Costenaro, con il numero 8 Jacopo Volpe, con il numero 9 Nicola Agostini. In panchina mister Tiella Gabriele. Dirigono la partita i signori Marinelli, Vincenzo, De Palma, Francesco, entrambi da Giovinazzo, ausiliario, il tienese Fabris Alberto. Tutto è pronto. Vediamo se la federazione già ha acceso la partita. Manca ancora qualcosina. Intanto vedo che Breganze parte con Cairo, Costenaro, Tagliapietra, Giovanni e Agostini. Pietro. Dall'altra parte abbiamo Siero, Capitan Saavedra, Barbieri Nicolas e Francisco Barragan. Quindi presenti tutti gli argentini. Si parte a trazione argentina per il Grosseto. Allora abbiamo Costenaro che difende bene la palla, riparte qua sotto di noi sulla destra, Tagliapietra, Costenaro. Vediamo adesso come giocherà Breganze, che era abituato a far partire ogni iniziativa dal Santo.
quindi ci sarà stato un riassestamento di gioco. Attenzione, Grosseto mette in mezzo, la palla rimane lì per un soffio, non riesce il tocco di Mattia Siero. La palla è già dall'altra parte, ancora Grosseto con Saavedra, gira bella palla in mezzo, non arriva Siero. Con il numero 5 ora sempre Saavedra, il capitano. 17 Barbieri, l'unico italiano in campo, quando il quarto argentino è il portiere Granados, l'archero. Gabri Cairo, il realizzatore di Breganze, anche se ultimamente il giovane Tagliapietra non si è fatto mancare almeno la soddisfazione del gol. Ora Grosseto vuole indirizzare subito la partita. Saavedra, Baragán, Barbieri, tiro di Barbieri ribattuto da Cairo, combattono Barbieri e Cairo, alla meglio l'italiano. Baragán dall'altra parte va giù, blocco, pensa Costenaro, lo lascia lì con una finta. Baragán, dietro porta ancora lottano, Costenaro non riesce a impedire a Capitan Saavedra la piccadigna, pronto Giuseppe Tagliapietra. Adesso è Cairo, però lasciali la pallina, la prende Barbieri, riparte subito. Sì, Gabri ancora in testa alla classifica personale, ovvero di squadra del Breganze con 4 gol, seguito appunto da Giovanni Tagliapietra. Però non è il più giovane, ricordiamo che Giovanni è il mediano. Antonio comunque ne ha segnati 2. Torniamo in campo. Difende bene Breganze, attenzione Cairo, prova il passaggio per Tagliapietra, ma niente di fatto. Chiude bene Saavedra, bomba da fuori, finisce sui pattini, fuori almeno 2 metri dalla porta. Il Tagliapietra portiere. Barbieri, Baragán. Baragán, Saavedra dietro porta. Baragán va in mezzo, preso in consegna da Cairo. Alza la testa, lasciano andare quelli di Breganze. Ci prova con un tocco da vicino Siero, niente di fatto, siamo dall'altra parte. Agostini, la palla finisce sui pattini, Granados riparte velocissimo. Baragán prova in mezzo, chiude bene Agostini Pietro. Cercherò di chiamarli anche col nome quelli di Breganze per non confondere i vari fratelli. Il Coste, Costenaro, Tagliapietra, Giovanni, Saavedra, ora Saavedra combatte, niente di fatto, riuscire Breganze, Cairo, la palla schizza sul parastinco di Baragán e finisce fuori nella rete contenimento. Deve andarla a recuperare il numero 27, Tagliapietra Giovanni, che appoggerà ora su Cairo. Agostini perde un tempo di gioco, spara poi su Costenaro, la palla comunque arriva a Tagliapietra che mette fuori tempo, prova in mezzo, è un po' arretrato Agostini, niente di fatto. Cerca di girarsi Tagliapietra, accerchiato da maglie bianco-rosse. Vanno Baragán, non si intende subito con Siero, quindi si ricostruisce Baragán e Barbieri. Saavedra, Barbieri,
Ieri Baragan, ancora Saavedra. Saavedra si porta in mezzo, poi c'è un fallo commesso da Capitan Saavedra e l'arbitro Marinelli indica il punto di battuta a Cristian Costenaro. Appoggia su Agostini. Agostini taglia pietra, più veloce Baragan, gli soffia la palla, riparte da dietro la sua porta, prende velocità qui in basso sulla sinistra. Il numero 88 finta, poi preferisce tornare indietro. Torna da Siero. Barbieri. Siero. Baragan. Prova a mettere in mezzo. Bellissimo lo scambio. Era rimasto un po' sorpreso Cairo. Copre bene. Taglia pietra portiere. Al secolo Giuseppe. Traversa piena di Agostini. Per un soffio Breganze. Questa volta non inizia nella maniera giusta, ovvero con un gol. La traversa era davvero interna. E poi finisce con un gol rocambolesco. E si spegne subito l'entusiasmo, mamma mia, Breganze è davvero anche sfortunata. Vediamo se riusciamo a dare play. La palla purtroppo rimbalza sotto i gambali di Giuseppe, che non riesce a addormentarla lì, a covarla, come dico io, un po' di chioccia. E la palla inesorabile rotola a velocità tartaruga. Posizionato bene l'arbitro Marinelli, indica che è un gol. Peccato perché Breganze era partita giusta, però questa volta sono trascorsi più di 6 minuti e c'erano state anche delle belle occasioni per i rossoneri. La traversa di Agostini, internissima, sarebbe stato 1 centimetro. Staremmo qua a parlare di tutto altro risultato, ovvero sarebbero solo invertite le caselline del gol dell'1-0. 5 leoni, vogliamo 5 leoni. Cantano gli ultra rossoneri del Palaferrarin, che occupano lo spicchio all'estrema sinistra del teleschermo. Fallo sempre in favore di Breganze. 2 quelli commessi dai toscani, 0 per il Breganze. Pochi rimpianti, andiamo avanti. I ragazzi di Gabriele Tiella devono farsi di coraggio e grinta e tentare di pareggiare subito. Un altro bel tiro di Cairo, finisce di poco sopra il casco di Franco Granados. La palla finisce nella rete di contenimento, quindi ripartirà Barbieri, velocissimo, prende in contropiede tutta Breganze. Ora è Capitan Saavedra che ci prova, ma lo aspettavano in 3. Tommaso Volpe, un tap-in quasi però in difesa del numero 3 Siero. Stava per mettere fuori causa Franco Granados, l'archero. Intanto Tiella fa accendere il semaforino verde per il primo time out della partita, primo time out per la panchina rossonera. Intanto il leader indiscusso di Grosseto, attenzione, legge un fallo, atterrato Cristian Costenaro, quindi si va al time out e si riprenderà con un fallo in favore di Breganze. Ne ha aggiornato il tabellone, ma era un fallo di squadra, quindi il Grosseto dovrebbe portarsi a 3 falli di squadra, sempre a 0 Breganze. Tutto aggiornato. Andiamo in time out un secondo anche noi. Già tempo di far rientrare
gli estremi difensori, bellissimi portieri del nostro pazzo sport, agghindati tipo Goldrake. C'è chi sceglie il casco alla hockey su ghiaccio, ed è il caso di Franco Granata. Casco tradizionale da hockey su pista per Giuseppe Tagliapiedi. Ricordiamo che la differenza, oltre che la forma, sta nella visiera. Il casco da hockey su ghiaccio ha una griglia, mentre quello da hockey su pista nasce con una visiera infrangibile. Toglie un po' più fiato sicuramente rispetto a quello più aperto dell'hockey su ghiaccio. Torniamo in pista, ci riprova Grosseto, Capitan Saavedra, Pablo al secolo, tiro da fuori, pronto l'altro portiere Giuseppe Tagliapietra, ma lo riparte Cairo. Tommy Volpe non riesce a liberarsi, il fratellino. C'è stato un cambio di Tagliapietra in campo, ovvero è uscito Giovanni ed è entrato Antonio, il più giovane dei tre. Vediamo che il più anziano sta in porta. Vado errato. Di sicuro l'esterno col numero 13 è il più giovane. Boom! Botta di Cristian Costenaro. La palla è nettamente sopra la traversa. Fischia il signor De Palma Francesco da Giovinazzi. Oggi con tutti questi argentini mi viene da chiamarlo De Palma Francisco, anche perché De Palma comunque potrebbe essere un cognome latino. Avanti così. Rossetto si è giocato abbastanza con un possesso palla in favore di Grosseto, anche se Bregante vede un gol un po' sfortunato, un po' rocambolesco. Ha messo sicuramente a posto la fase difensiva dei primi minuti. Bello il tiro di prima di Siero, fuori misura, sembrava non ancora posizionato in quell'angolo il nostro Giuseppe Tagliapietra. Ora però si riparte con Antonio, Cristian Costenaro, il Coste, riccioluto rossonero del vivaio bregantese. Attenzione Tagliapietra, sbaglia l'appoggio, regala la palla a Barbieri, ma c'è Cairo, Volpe e finisce per sparare sul portiere. Un'occasione grande come tutto il Palaferrarin. Avremmo chiesto di più, avremmo voluto di più dall'87 rossonero Tommaso Volpe. Quasi non si credeva neanche lui di essersi trovato tutto solo davanti a Granados. Purtroppo è un po' la storia di Breganze. Sbaglia il gol e lo subisce. E andiamo sul 2-0. Il gol è dell'88 bianco-rosso. Eccolo qua. Si libera benissimo Francisco Barragan, l'altro argentino, e Freda Giuseppe Tagliapietra. Breganze meriterebbe qualcosa di più, ma anche questa partita si è messa purtroppo, almeno in questi primi minuti, sugli stessi binari su cui erano partite le altre, ovvero che ho sbagliato gol subito. Siamo 2-0, non è neanche la metà del primo tempo, però Breganze ha fatto vedere qualcosina di più. Intanto Saavedra e Costenaro non se le mandano a dire. Finisce a terra il capitano del Grosseto, sotto gli occhi dell'arbitro De Palma, che dice niente di fatto. Ora però c'è un fischio a favore di Grosseto.
L'arbitro Marinelli va a spiegare al Coste, 88 rosso-nero, il perché del suo fischio. Si porta sotto anche solo coi falli. Breganze, 3 quelli biancorossi e 2 quelli rossoneri. Avanti Capitan Saavedra. Coste parte con calma, appoggia su Agostini Pietro. Tommaso Volpe, bomba da fuori, colpisce in pieno Saavedra. Per fortuna la palla lì torna sulla stecca perché Saavedra era pronto a ripartire. Blocco, Costenaro in mezzo, Agostini, non riesce l'aggancio di Tagliapietra. Sta giocando bene Breganze, un gol rocambolesco e uno su distrazione un po' della difesa. 2-0 quando siamo ormai giunti alla metà del primo tempo. Attenzione, finisce a terra e c'è rigore. Non ha dubbi l'arbitro De Palma Francesco a indicare il rigore. Max, ce l'hai? Ecco il replay. È stato il portiere a atterrare l'88 biancorosso. Quindi Vargas, sbaglio, si porta sulla e c'è il gol. Velocissimo Vargas a realizzare il penalty. Il Grosseto che si porta su 3-0. Un'altra partita con una salita, una pendenza consistente, quella di Breganze, sotto di 3 gol alla metà della prima frazione di gioco. Inutile recriminare sulle occasioni sbagliate. Ha tratto di nuovo Tagliapietra. Giovanni, uscito il fratello, quindi nuovo cambio, anzi no, sono in campo tutti e due i Tagliapietra. È uscito Cairo, quindi 3 Tagliapietra su 5. Bravissimo Agostini, spalma Vargas sulla balaustra, poi va fino in fondo, combatte, passa dietro porta, si deve affidare a Tommy Volpe. Antonio Tagliapietra, il giovanissimo, va da fuori, la manda nella stratosfera Franco Granado. La palla finisce addirittura sulla panchina dei suoi compagni. Agostini, Pietro, fuori, cerca l'aggancio, Tagliapietra Antonio, niente di fatto. Recupera Barbieri, spalmato da un Tagliapietra sotto gli occhi di Mariotti che protesta e ottiene comunque il fischio dell'arbitro Marinelli Vincenzo da Giovinazzi. Ora Grosseto, ma lascia lui la palla, non si capisce. Agostini, proteggimi la palla, Agostini per in fondo, lo aspetta Granados, non cade nella finta. Letta benissimo dal portiere argentino del Grosseto l'intenzione di Agostini, che aveva fatto tutto bene, ma l'esperienza di Granados, attenzione però, riparte Tagliapietra. Giovanni, Agostini, Tagliapietra Antonio, dietro porta, c'è il fratello in mezzo all'area, ma sono isolati, non possono fare altro che girare intorno, c'è tutta Grosseto nell'area, chiede aiuto ad Agostini che parte dalla sua porta, combatte, la palla rimane lì, parapiglia, niente di fatto, ne esce Grosseto, Capitan Saavedra si porta in mezzo, poi liscia il tocco, ma
se lo dimentica la palla quelli di Breganze, riescono a dimenticarsi anche di Barbieri, che però poi viene chiuso per fortuna, e si riparte con Tommy Volpe, numero 87, rossonero, fuori per Agostini, che ha preso un po' a posto e posizione di Dal Santo. Tante palle partono da lui, la palla si impenna e addomesticata meglio da Paghi, che è appena entrato in campo. Pronto anche una mia non vecchia ma dell'anno scorso conoscenza, Pippo Schiavo, il capitano della sfortunata stagione di Montebello l'anno scorso, che ha visto la squadra biancorossa retrocedere. Filippo Schiavo col numero 7 era il capitano, salutato volentieri prima dell'inizio delle ostilità. Saavedra combatte contro Tommy Volpe, esce Agostini, blocco di Tagliapietra in trifatto, doppio Agostini e doppio Granados. Saavedra, letto subito il fallo da entrambi gli arbitri, fallo su Agostini. Time out questa volta chiesta da Mister Hockey Massimo Mariotti, e andiamo a riposarci un attimo anche noi. Ora girandola di cambio anche per Grosseto, entra proprio Pippo Schiavo. Quindi Baragan, Schiavo, Vargas, e c'è il gol di Agostini che era in serata, l'ho visto da subito, avrebbe meritato già il gol in apertura quando aveva spaccato la traversa. Nicola Agostini accorcia le distanze, vediamo il replay, bella bomba, non la vede partire Granados, finisce poco sotto il 7. Breganze si accende anche la Torsida. Breganze a -2, Breganze che ha giocato bene e che ha sicuramente nel migliore dei suoi Pietro Agostini, forse prima l'ho chiamato Nicola, non me ne vogliate, ho preso per il nome del fratello, attenzione, scivola il giocatore di Grosseto, niente di fatto, il gol è di Pietro Agostini, sento di dire il migliore rossonero fino adesso, attenzione, parte il numero 8, Paghi, palo pieno a Tagliapietra battuto. Attenzione, Agostini, Ostenaro, bomba da fuori, la palla rimane lì, non c'è nessuno pronto per il tapin. 8 minuti al termine della prima frazione, Breganze adesso può crederci. Bello recupero di Tagliapietra che legge tutto, poi però si fa fischiare la palla da Paghi, no, era per Schiavo. Peccato, Pippo non riesce a correggere sotto porta. Vargas, Paghi, Baragan prende velocità, fallo su Antonio Tagliapietra sotto gli occhi dell'arbitro De Palma, che si è invertito con Marinelli. Costenaro,
Vorrebbe un gol adesso di Breganze per buttare benzina sulla fiammella che si è accesa negli uomini di Tiella. Autori fino adesso di una bella prestazione, forse tra le migliori che ha avuto il piacere di commentare qua al Palaferrarin, ma non voglio dire altro. Attenzione, si rialza Costenaro, non tocca la palla per terra, attenzione, c'è Tagliapietra, Antonio Bello, messo giù sotto gli occhi dell'arbitro. Chiaramente aveva fatto tutto benissimo il giovane Tagliapietra e si becca la punizione di prima. Quindi vediamo chi si prenderà l'arduo compito. Entra dalla panchina l'autore del gol, Pietro Agostini. Tutta Breganze intorno ad Agostini, perché questo gol comunque in questa fase della partita è davvero un gol pesante, pesa la stecca di Pietro. Attenzione, c'è un parapiglia. Max, hai capito cosa è successo? Ai. Agostini è entrato prima che Tagliapietra uscisse. Credo. Non può esserci altra motivazione per cui Breganze da un penalty a favore riesce a beccare un blu. Quindi sì, andrà a realizzare, a provare la realizzazione con stavolta Costenaro. Adesso la stecca di Costenaro pesa ancora più di quella che poteva pesare quella di Agostini. Costenaro contro Granados. Vai Cristian. Tutte Breganze con Costenaro. La batte bene Costenaro, prova a girarsi, niente di fatto. Oh, non gliene va bene una. Hashtag non gliene va bene una al Breganze. Adesso da una finestra per andare al 3-2, si dovrà difendere per 2 minuti in 3. Per una banale, per un banalissimo, per una, non voglio dire quella parola con 2Z che finisce con Nata. Intanto Tagliapietra deve essersi anche fatto male, perché, e dico Antonio, comunque il blu, attenzione perché io ho il blu è per Saavedra. Saavedra quindi ha rifilato un blu, ma mi ero manco accorto che era rientrato Capitan Saavedra. Lo score della partita parla di un cartellone blu per Saavedra, ma è l'errore. Hanno segnato il 5 di Saavedra al posto del 5 di Agostini, quindi il blu è per Agostini, che manca è potuto entrare. No! Prova a portarsela avanti col pattino. Anche Schiavo liscia mostruosamente la palla. C'è un po' di maretta questa volta tra Pippo Schiavo e la panchina del Breganze, sicuramente contrariata per aver commesso un errore, posso dirlo, così stupido, ed è punita. Niente, difficile anche trovare le parole per questi momentacci di Breganze. Forse paga l'inesperienza? Guardate anche qua, anche il tocco del numero 9 Vargas è anche un po' sporco, ma sicuramente Grosseto è più fortunata di quello che non è stato Breganze fino adesso, e si porta sul 4-1 spegnendo l'entusiasmo, anzi no, provando a spegnere l'entusiasmo dei giocatori di Tiella, che comunque ci credono. Staranno sicuramente per finire i 2 minuti di superiorità numerica, di power play. Costenaro, vediamo un po' se arriva Cairo. Niente di fatto, ma perché? Perché non gliene va bene una? Finisce il power play, ora riparte Tagliapietra, c'è dall'altra parte Cairo, ma spara su Granados non vedendo il compagno che si era liberato. Sta giocando davvero una bella partita
la squadra di casa, ma la Dea Bendata gli ha letteralmente voltato le spalle. Poi complice anche, e c'è il gol questa volta di Volpe e Costenaro. Bellissima l'azione di Tommaso Volpe che smarca Cristian Costenaro, piazzato sul secondo palo. Si riporta sotto Breganze. Una bella partita stiamo vedendo. Se fosse stato per quella vigliaccata che ha fatto la traversa nei primi minuti e se non fosse stato per quella banalità commessa dai giocatori di Breganze nel cambio, saremmo qua a commentare tutt'altro risultato. Ma la partita è degna di questo tono di voce. La partita è degna del pubblico che canta. La partita è degna della temperatura del Palaferrarin che si sta alzando. Non è più un freddo dicembre qua a Breganze. Sembra di sentire un po' più la primavera in lontananza, anche se ricordiamoci che siamo ancora in autunno. Ma ora Breganze c'è, ora Breganze ci crede. Perché davvero non deve guardarsi indietro, perché sicuramente saremo qua a commentare un altro risultato, ma ora la luce si è accesa in fondo al tunnel. Questi sono i momenti in cui Breganze deve crederci, questi sono i momenti in cui Breganze non deve andare di nuovo sotto, subire subito il gol per continuare a crederci. 4 minuti alla fine del primo tempo. Già andare su questo risultato per Breganze sarebbe ottima cosa, perché credo che non sia mai successo che Breganze vada al time out, scusate, al riposo con solo 2 gol di scarto. C'è il gol! Cairo! Si accende Breganze, il Palaferrarin, Breganze 4-3. Bellissimo il gol di Cairo, 4-3 di Cairo. E ora la benzina sì che accende, guardate Cairo come si gira e guardate poi come fredda. Granados, Breganze si è accesa. Non vogliamo pensare, se fosse entrata quella traversa, se ci fosse stata una realizzazione del punizione di prima da parte di Costenaro, se l'avesse fatto Agostini, se non avessimo giocato 3, fa niente. Ora siamo qua a commentare un Breganze a -1, un Breganze che ci crede, un Breganze che sta giocando bene, un Breganze che oggi come non mai ha la possibilità di regalare una soddisfazione degna del pubblico che ci crede, che ha riempito gli spalti e che sta cantando. Torniamo in campo, Agostini, l'uomo più acceso, Agostini! Granados dice di no, ma Breganze è in fiamme. Temperatura estiva qua al Palaferrarin. Paghi sotto di noi, Siero. Attenzione, Volpe. Ora i ragazzi di Tiella giocano tutta un'altra partita con tutta un'altra convinzione. 200 secondi. Chiavo, però anticipo, si gioca Cairo, testa sinistra, Cairo, si rimette in piede Costenaro. Si appoggia a Volpe, sto finendo la saliva signori. Agostini. Salta come una molla l'arbitro De Palma. Wow, botta di Agostini, legge tutto Granado, che era ben piazzato. La palla era abbastanza centrale però. Il Coste va giù, difende palla dietro, troppa la leziosità. Torna indietro, palla in mezzo, coglie bene. Volpe! Oh! A pochissimo dal pareggio! Ma è questo il Breganze che vogliamo vedere! Sono questi i rossoneri che vogliamo vedere al Palaferrarin! Un Breganze davvero con gli attributi esposti! E sono stato bravo a dirla pulita. Costenaro, Agostini, 150 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Volpe che proprio poco fa ha avuto un'altra occasione, ne aveva avuto anche una. Oh, non si agganciano! Attenzione, riparte Paghi, un po' frastornato da questo 1-2 di Breganze. Il Grosseto, ma sicuramente Mister Hockey saprà cosa fare e cosa dire per trovare di nuovo gli asset corretti della sua squadra.
che si era portata anche un +3. Adesso comunque in vantaggio con un +1. Devi lottare, canta il pubblico di Breganze, ma mai come stasera. I rossoneri sono in partita, i rossoneri stanno lottando. Il Palaferrarin è acceso, come l'albero di Natale. Dobbiamo solo accendere la stella, attenzione! Paghi, esce, palla Siero e c'è rigore. Ai ai ai, ah no 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 no, ma perché? Ma perché? Non capisco perché, un warning, è solo un warning quello di Costenaro che ha detto qualcosa di troppo all'arbitro. Ora è il casco a pesare più che la stecca, perché Breganze chiede al suo portierone Giuseppe Tagliapietra di tenere accesa la fiamma calda che sta scaldando il Palaferrarin, di un Breganze che vuole essere più forte della sfortuna e della mala sorte che ha caratterizzato, possiamo dirlo, la partita finora. E Vargas, l'argentino, Joaquín, autore di 7 gol in stagione e niente di fatto. Gol. Breganze di nuovo a -2, ma non lasciamoci andare. Continua a crederci, deve continuare a crederci Breganze. Tra l'altro autore di 3 gol. Se veloce vado a scorrere lo score di Breganze, fino adesso Breganze ne ha segnati 3. La prima giornata col Follonica, forse una delle più belle prestazioni. E poi non è più riuscito ad andare, sì, anche col Castiglione 3 gol. Ma erano gol venuti nelle fasi finali del gioco. Mai Breganze ne aveva segnati 3 nel primo tempo e mai aveva giocato con questa convinzione. Devono buttare altra benzina sulla fiammella i rossoneri, sicuramente in questi 86 secondi che ci mancano alla fine della prima frazione di gioco. Porcaccia miseria. Vediamo un po' se la Dea Bendata se la toglie questa Boenda, poi scivola da solo, attenzione Agostini che da solo sembra essersi fatto un po' male. Attenzione perché Agostini reclama di aver preso un colpetto dall'avversario. Si tiene la parte posteriore del polpaccio. Pietro Agostini, a mio parere personale, migliore in campo. Comunque il fallo c'è, l'arbitro De Palma prende appunti. La palla è per Grosseto. Siamo tornati con il quintetto di partenza per mister Mariotti. Quindi Vargas, Paghi, Saavedra e Barragan. Dall'altra parte Cairo, Volpe, Costenaro e Pietro Agostini. C'è nemmeno un tagliapietro esterno in questo momento. Il Coste, bello in mezzo, Cairo la stecca però De Siero gli dice di no. Costenaro la tocca alla Beppe Bergomi praticamente. Il pubblico di Breganze ce l'ha un po' con il duo arbitrale, con la coppia arbitrale, chiamatela come volete. Che è stata abbastanza severa con i padroni di casa. 28 secondi solamente alla fine del primo tempo. Bella, Cairo dice di no.
a Baragan, però la palla ancora biancorossa, la recupera il Coste. Oh, Cairo, Agostini, la palla rimane lì. 11 secondi, sarà Grosseto ad avere l'ultima occasione. Finisce in porta il giocatore di Grosseto che va a sbattere, ma ha fatto tutto da solo. È rotolato in porta. Adesso si dimena lamentando colpo in testa. Ce l'hai per caso, Max? Vediamo se il mio amico Max si è un po' lanciato, mi è parso un po' a lanciarsi. Rimandamela, Max, tanto non possiamo inquadrare il ferito in campo. Dovremmo fare il rallenti sul replay. Questo è rallenti, pensate a che velocità va. È andato tutto da solo. Rimandala, Max. Non lo vuole più rimandare. Vabbè. Me la sto immaginando. Quindi il numero 9 Vargas, dei 4 argentini del circolo pattinatori di Grosseto. Adesso tenendosi il ghiaccio vorrebbe il penalty, ma anche le immagini ci dicono di no. Si è un po' lanciato, tipo palla di cannone, se voleva entrare con tutta la pallina. Cinque secondi e 80 centesimi o 8 decimi. 7 falli per Grosseto. Il nostro cronometro riporta qualche secondino in meno, figlio di un leggero disallineamento. Finisce così il primo tempo, che ha visto una signora Breganze occupare il rettangolo di gioco, crederci, e così bisogna andare avanti. Devono rientrare attributi esposti, quelli del Palaferrari, per dare vita a un bellissimo secondo tempo, figlio del primo. Intanto andiamo in pausa, ci vediamo tra poco. Ragazzi, attenzione, il tiro e il gol di Jimenez, il gol di Jimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
E allora siamo tornati. Qua, palla Ferrarini. Palla Ferrarini in Breganze, una delle, anzi, l'abbiamo detto anche col presidente che è venuto a trovarci in cabina di regia per commentare questo primo tempo. Breganze sta giocando bene, quindi questo secondo tempo ci può regalare qualsiasi cosa. I ragazzi di Gabriele Tiella ci devono credere, non devono mollare. Abbiamo detto tantissime volte cosa sono 2 gol a hockey, niente. 30 secondi, 20 secondi, si può segnare un gol da una parte all'altra del rettangolo di gioco in una frazione di secondo, quella palla che viaggia alla velocità della luce. Intanto, mentre attendiamo la ripresa delle ostilità, vado a leggervi le notizie degli altri campi. Il Monza ha espugnato la casa del Giovinazzo per 4-2. Forte dei Marmi sta vincendo 2-0 in casa col Novara. Follonica se le sta suonando con Valdagno 3-2. A Sarzana la squadra del Mister dei Mister sta vincendo 2-0 e CGC Viareggio sta mettendo alla prova il Lodi. A Lodi 1-0 per il CGC. Domani Trissino Castiglione. Pronti per la seconda frazione di gioco. Forza Breganze Alè. Taglia pietra, ovvero sono 2 in campo. Sono 3 in campo col portiere, Agostini e Costenaro. Dall'altra parte ripartono Silero, Baragan, Capitan Saavedra e Barbieri. Quindi gli stessi che per il Grosseto avevano aperto le ostilità nel primo tempo. Dall'altra parte invece fiducia a tutta la famiglia Tagliapietra. 3/5 dei rossoneri vengono dallo stesso citofono, come era una volta. C'è Gigi o la cremeria, qui no, ci si citofona e dice c'è Tagliapietra, no, ce ne abbiamo 3. Li prendiamo tutti in blocco. Hanno detto quelli di Breganze, ha detto Mister Tiella, li prendo tutte e 3. Adesso attendiamo un arbitro. Nel primo tempo avevamo atteso fin troppo i padroni di casa, però era servito. Quindi, che ben venga anche la prossima volta. Una lunga attesa. L'arbitro Marinelli sta attendendo il collega De Palma, che ora entra in campo con una bella corsetta salterina. Consegna la chiave al terzo arbitro, il nostro tienese Fabris Alberto, decano degli arbitri. Una bella penna bianca. Fischio contro Breganze Agostini. Attenzione, riparte Grosseto. Breganze deve partire concentrata. La vedrà Baragan. Vargas. Barragan. Vargas. Preso in consegna da Costenaro che non lo vuol far andare avanti. Baragan. Barbieri. Lo aspetta Pietro Agostini. Fuori misura la bomba di Baragan. Recupera Tagliapietra quello piccolo. Costenaro. Tagliapietra. Giovanni. Pietro Agostini, bomba da fuori, Sibila, rasoterra, torna addirittura da lui a centrocampo. Tanto era forte e tesa la bomba tagliata dall'MVP di Breganze questa sera. Pietro commentava proprio la sua foga forse di toccare col pattino la linea di campo prima che il compagno fosse uscito. Per adesso forse è quello l'episodio chiave del primo tempo e della partita.
se non anche la traversa colta proprio da Pietro in apertura quando erano trascorsi circa 4 minuti. Oh, Barbieri questa volta taglia Pietra, dice di no, ma se l'erano dimenticato a Barbieri davanti alla porta quelli di Breganze. Questa volta un po' più di fortuna, no, Costenaro lascia lì la palla, partono i due contropiede, la palla arriva a Barbieri, ma finisce contro Tagliapietra. Mamma mia, cosa si è mangiato a Grosseto, mani nei capelli che non ci sono per Mariotti, che si nasconde tra le braccia, non vuole crederci neanche lui. Erano in 3, non sapevano cosa fare. Questa volta non può recriminare sulla sfortuna Breganze, anzi la dea bendata si è girata proprio, non dico dall'altra parte, cioè anzi ha guardato giù bene e ha dato una mano ai rossoneri per rimanere in partita e per non essere trafitti. Viene, è chiaro il fallo questa volta. Non capisco cosa abbia Siero da protestare quando ha nettamente atterrato il giovane Tagliapietra. Ora i due fratelli si mettono vicini, confezioneranno loro questo tentativo. Distantissimi Agostini e Costenaro, da loro però si riparte. Ci vuole il gol, ci vuole il gol, ci vuole il gol di Breganze per riaccendere tutto il Palaferrarin. È scesa di qualche grado la temperatura. Guardate Pietro che grinta. Abbiamo intervistato l'altra volta, quindi non gli concederemo il bis a fine partita, però questa volta mette tutti a sedere Silero, che però è parso navigare da solo in mezzo all'area, quasi dimenticato da quelli di Breganze. Silero è andato con estrema facilità, nessuno a chiudere su di lui. E 6-3. Avevo appena detto che era sceso di qualche grado la temperatura. Al Palaferrarin purtroppo adesso iniziamo a sentire un freddo pungente. Fuori misura il tentativo di Costenaro. 6-3, ma è lunghissima, mancano 22 minuti. Che ad hockey sono come l'anno della fame, interminabili. Attenzione però, Breganze deve rimanere in partita, deve stare concentrata, deve fare frutto dell'esperienza maturata dagli errori commessi in questi 9 turni che ci hanno portato fino qua e che non hanno mai permesso di portare un risultato utile a casa. E ragazzi di Tiella, peccato, Tagliapietra era pronto per il tiro, però nel momento di aggiustarsi la palla non ha avuto un felice controllo e ha dovuto aspettare quella frazione di secondo in più per caricare. Ormai il momento magico era passato. Tagliapietra contro Siero, bomba, va a schiantarsi contro la balaustra. Siero conciliabolo tra Marinelli, Costenaro e Agostini. Recupera Siero su una botta contro la balaustra, ce la fa. La palla è schizzata però dall'altra parte, la recupera Capitan Saavedra. Ha segnato il fallo. Ehi, quello spione del tabellone ci dice 8 falli per Grosseto, 7 per Breganze. Inizia a incendiarsi la resistenza dentro la lucetta rossa del semaforo. Attenzione, il Coste perde 2 volte la palla. Breganze ha calato un po' di giri e qualità. Attenzione, va a chiudere bene Tagliapietra. Palla 2. Breganze deve uscire da questo momento un po' difficile. Non sono stati proprio i migliori questi ultimi 5 minuti, ovvero i primi del secondo tempo giocati dalla squadra di Breganze, che ha subito un gol. E c'è il gol di Pietro Agostini. Ve l'ho detto che questa sera Pietro Agostini è acceso
come tutto l'albero di Natale, come quello della Baulia Verona che è gigantesco. Pietro Agostini, MVP di partita sicuramente, quello che ci crede di più, quello che ha giocato meglio, quello che sta tenendo a galla i rossoneri che adesso si portano a -2 ed escono da questo pericoloso tunnel in cui erano entrati all'inizio del secondo tempo, apparsi un po' più spenti, ma adesso il gol di Pietro Agostini riaccende me la voce, il palazzetto, riaccende la partita. Breganze di nuovo a -2, Breganze che ci crede, Breganze che vuole questo primo risultato utile e lo vuole regalare in questo mese speciale dove si fioccano i regali, dove fioccano i regali. Oh, Costenaro legge tutto Granados, la palla è ancora lì, non entra, ma Breganze c'è ancora, Costenaro tenta di girarsi, niente da fatto, Capitan Saavedra non aggancia per fortuna di Breganze. Il numero 9 Vargas, palla ancora per Breganze che ora vuole ragionare, va su piano, taglia pietra Giovanni Antonio, passa a Giovanni e ora Agostini, autore della sua doppietta, ha preso anche una traversa. Pietro tutto acceso, ancora Pietro, palla che simila, Pietro c'è, tutta Breganze deve stringersi intorno a Pietro acceso, eccolo qua, ancora lui Pietro, va in fondo, simila la palla, stavolta è distante, non può impensierire Franco Granados. 6-4, 8 falli per Grosseto, 7 per Breganze, una partita che adesso è in bilico, che adesso può regalarci emozioni. È il mese di dicembre, Breganze ha 2 chance per farsi un bel regalone di Natale, una è stasera, l'altra sarà fra 2 settimane. Adesso non ricordo, andremo a vedere nel primo time out chi incontrerà in casa fra 2 settimane il Breganze, ma mai come stasera il risultato utile è a portata di mano, ce l'ha sul palmo Breganze, ha questa possibilità, ma non deve sbagliare più niente, non deve sbagliare più, niente di fatto, fanno correre, mi è parso netto da qua il fallo su Agostini che tutto aveva da fare tra che buttarsi, visto che stava per confezionare un contropiede, invece no, l'arbitro dice di no, siamo ancora con il Grosseto pericoloso, si riparte da Barbieri, Barbieri a centrocampo con il suo 17, parata respinta up di Giuseppe Tagliapietra, ci prova Barbieri, Agostini, attenzione, Tagliapietra, mette fuori causa Baragà, ma poi si allunga un po' troppo la palla, guardate dove si ferma la pallina, per fortuna che Costenaro è alto, riusciranno a tirarla giù, adesso cerca di spaccare la rete con la stecca Baragà. Noi siamo l'Hockey Breganze, cantano i supporter rossoneri. Breganze vicina al -1, deve crederci, 18 minuti circa alla fine del primo tempo, scusate, mi piacerebbe, da quanto mi sto divertendo alla fine della partita, 18 minuti un'eternità, lo diciamo sempre. Capitan Saavedra alla fine fa passare la palla, ma è prendere quelli Breganze, riparte un tagliapietra, c'è dalla parte Marta Agostini, tagliapietra sceglie di andare dietro porta, si difende palla in mezzo, non aggancia Agostini che però poi difende, recupera Siero, Barbieri, torna indietro, Siero, da dietro spunta Capitan Saavedra, Pablo Saavedra è il capitan di Grosseto, scarica da fuori, si riparte dalla distante con Barragan, va giù, scarica di fuori di nuovo Barbieri, Barbieri poi ci prova e c'è il gol. Non ho capito se è fortunoso o se è cercato. Max, vai che lo analizziamo un po' più piano. Niente, Breganze non riesce a mettere proprio il fiato sul collo all'avversario, va sempre a +2, a -2 poi torna a -1. Vediamo il tiro da fuori, no, c'è il tocco giusto.
l'ha cercato. È proprio un bel gol di Saavedra che tocca la palla, la schiaccia, la palla sbatte e si impenna davanti all'estremo difensore rossonero. E siamo qua a commentare di nuovo un +3, 7-4. Dicevamo che oggi è l'occasione per farsi un regalo per Breganze. Vedremo poi quale sarà la prossima. Fra 2 settimane saremo qua a commentare Breganze Azzurra Novara. Diciamo che se andiamo a guardare la classifica, Novara è a 3 punti con Giovinazzo e 0 Breganze. Quindi sfuggita l'occasione col Castiglione, che insieme a Giovinazzo, Novara, appunto Breganze occupano le zone meno nobili della classifica. Sarà un'altra battaglia fra 2 settimane, Breganze Novara. E lì altra occasione per i rossoneri per scartare il regalo. Ma torniamo a questa partita. Torniamo con la macchina del tempo ad oggi per vedere cosa riusciamo a confezionare oggi. 7-4. Breganze ancora sotto di 3. Ancora Costenaro cerca la finesse, ma non gli riesce, lascia lì la palla. Riparte Grosseto. Baragan, Saavedra. Ora Baragan, intanto è rientrato Paghi. Vediamo un po' se riesco a scorgere che è uscito Barbieri. È uscito Barbieri, è entrato Paghi. Ora è Siero fuori, la palla arriva di nuovo a Saavedra, va sotto di noi. Torna di nuovo a Baragan. Palombella, non giudicata alta. Attenzione Volpe, riparte proprio sotto gli occhi di Silero, che lo prende in consegna e commette il nono fallo, eccolo qua, nono fallo, e si accende il semaforo rosso, quindi momento delicato della partita. Breganze deve trovare il fallo rimanendo lì a +3. Poi sarebbe un miracolo portarsi a +2 sul fallo. E ci ha provato Agostini, ancora lui, Pietro. Voglio rintervistare lui questa sera perché è autore veramente della più bella prestazione, sia sua che dei suoi compagni, che ancora ci credono e devono essere così. Attenzione, bellissimo l'aggancio di Cairo, che ora va su ancora. Cairo, gol! Ed è una bellissima azione! Ed è una bellissima azione! 3 scambi, Max rimandala, si sono cercati e guardati per tutto il tempo e sono riusciti a buttarla dentro fino all'ultimo. Agostini e Cairo, guardate, 1, 2, 3, la palla in fondo e Cairo la mette dentro, +2 con il Grosseto a 9 falli. Adesso sì che sento caldo, adesso sì che la temperatura è alta. Questo è il momento di spingere al massimo sull'acceleratore. Signori, ci siamo, 15 minuti al termine, 9 falli per Grosseto, 7 per Breganze, 7 gol per Grosseto, 5 per Breganze, riparte Volpe, no, non aggancia Costenaro, però non perde la palla, palleggia, vuole andare fino in fondo, troppa leziosità Cristian questa volta. Attenzione perché va via Capitan Saavedra ed è pericoloso! Di un non nulla esce sopra il casco di Tagliapietra. Signori, che partita questa sera! Vado a casa senza saliva e senza corde vocali, ma mi sto divertendo un botto e spero anche voi da casa sicuramente si stanno divertendo. Si sta divertendo il pubblico rossonero. Ma guardate a Pietro, questa sera gli viene quasi tutto a Pietro. Tutti con Pietro, Pietro l'acceso. Deve stare lì Breganze, deve andare al 10° fallo a -2. Grosseto invece vuole andare di nuovo a distanza di sicurezza. Sicuramente il gol appena confezionato
da Cairo e da Agostini è stato il più bello della partita. Costellaro, no, 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 non va. Una bellissima occasione sulla stecca di Cristian che fa tutto bene, però poi alla meglio il portiere Rone, perché sono tutti grandi portieri con quell'armatura, quindi li chiamiamo portieroni. Di Grosseto, l'Argentino Granados, l'archero. Ehi, ci tenta, ci provano, potenziale 3 contro 2, ma rientrano anche quelli. Oh, questa volta di nuovo Agostini e Cairo. Non aggancia però Cairo, Agostini. Si cercano Agostini e Cairo. E Cairo e Gabriel, Pietro e Gabriel. Oh, mamma mia, Breganze c'è. Breganze ci sta facendo divertire. Signori, il campionato è ancora lungo, li vogliamo tutti così. Parata di Tagliapietro che però la mette sul palo. Vediamo un po' che ho sbagliato col subito. No, la legge non funziona all'inverso come ha funzionato in sfavore di Breganze. Ma Breganze è ancora su. Costenaro dietro porta. Spara su Granado. La palla rimane lì. 12 minuti abbondanti, anzi 13 scarsi alla fine di questa partita. Breganze deve rimanere in partita. Rientra Barbieri. Va a riposarsi un attimo Siero. Barragan. No, Barbieri, scusate, ancora qua. Ho confuso il giocatore. Capitan Saavedra che gioca con l'orecchino libero. Non dovrebbe avere il cerottino. Evidentemente l'arbitro questa sera è più permissivo. Attenzione, Cairo non aggancia la palla, ma neanche Saavedra. Bomba da fuori di Paghi che non va. Ha colpito credo un avversario o qualcun altro. Costenaro e Volpe hanno qualcosa da dire con gli arbitri. Indicavano il cronometro. Sicuramente non si potranno dire contenti, credo, almeno da quello che mi giunge dal campo, i giocatori di Breganze dell'arbitraggio. Anche Tiella va a chiedere qualcosa a Marinelli. Adesso è Breganze che sta giocando meglio, ma Grosseto è sempre pericolosissimo. Attenzione, Paghi si libera! Tagliapietra c'è, la palla gli arriva a portata di guantone. Cairo cala un attimo i giri, rallenta il gioco. Breganze sta cercando il 10° fallo di Grosseto. Costenaro gioca con la palla e con un braccio solo. Blocco fallo di squadra per un tocchetto un po' maschile da parte di Costenaro. Ricordiamo che è un gioco fisico, l'hockey. Quindi anche ora Breganze deve stare attento allo spione del conteggiatore dei falli. È a 8 Breganze. Ormai saranno già 3 minuti che è acceso il semaforo rosso di Grosseto. Sta sicuramente cercando di giocare un po' più pulito. Almeno finché non trova di nuovo il +3. Ora è Saavedra che fa di tutto. Porta a spasso tutta Breganze. È ancora lui, guardate come gioca Capitan Saavedra. Chiede il cambio. Ha un fastidio Saavedra. Ha chiesto il cambio a Mariotti. Sì, è sofferente l'espressione di Saavedra. Attenzione, Tagliapietra. Scusate se parlo basso, ma è per far salire il suspense. O la suspense. Non riesce a metterla in mezzo. Costenaro. Cairo, prova in mezzo, Cairo, no! Non l'aggancia ad un soffio. È andata a riposarsi Agostini. Ha bisogno sicuramente di un po' di fiato per finire alla grande come ha giocato in questa partita. La palla rimane lì, prova la magia Cristian Costenaro, ma la palla si impenna. Siamo sempre 9-8 anche nei falli.
cioè nei falli, non anche. Attenzione, Barbieri va fino in fondo, però poi perde palla, la recupera Volpe, alza la testa, chiede calma, va su piano, cambio Costenaro, rientra il giovane tagliapietra, ovvero Antonio. Suo fratello ora la palla, la scara su Gabi, Cairo va a incasinarsi un po' troppo, però poi tiene la palla, non aggancia, troppo fuori misura, subiranno i 5 secondi quelli di Breganze. Ne mancano circa 10 alla fine, siamo in una fase delicatissima della partita, c'è un filo sottile che se si rompe affonda Breganze. Settienduro la porta a galla, come avere un galleggiante che tiene 10 kg e tu ne pesi 9,8 o forse 10 e sei lì, che vedi il livello dell'acqua che può arrivarti alla gola e vuoi allungare il collo. È quello che stanno facendo ora i ragazzi di Gabriele Tiella. Attenzione, bellissimo il tentativo, scivola il numero 3 di Grosseto, Siero, ma la palla è recuperata da Antonio Tagliapietra. Tommaso Volpe, Cairo, Tagliapietra, Cairo, bello il tentativo, quei 10 centimetri sopra la traversa difesa da Franco Granados. Chiede, non era per incitare i propri compagni, ma Giuseppe Tagliapietra, sbattendo fortissimamente più volte la stecca sul legno del Palaferrini, chiedeva all'arbitro un breve time out per andare a pulirsi la difesa. Sì, la difesa. La visiera che tende ad appannarsi e a sporcarsi, sudore, sputazzi, qualsiasi cosa possono inibire o limitare la visibilità degli estremi difensori che usano questo tipo di casco. Attenzione, non commette più falli. Vargas. L'ha visto il fallo, l'aveva trattenuto. E in effetti ora si accende anche il faro rosso di Breganze. 9 falli per entrambe le squadre. Ora la bilancia è esattamente in parità per i falli. Attenzione, Breganze non deve perdere la testa. Questa partita, non vogliamo che questa partita sia decisa da un fallo, da una leggerezza o una cattiveria di qualche giocatore, come non lo è stato fino adesso. È una partita bella, pulita, vincente. Vediamo chi prima commetterà il 10° fallo e da lì si aprirà un ventaglio di occasioni. Spinge Tagliapietra, Agostini, è rientrato Pietro L'acceso, Pietro Agostini. Questa volta il suo tentativo è fuori misura. Barbieri. Vargas un po' troppo da solo, ma adesso è preda di Tagliapietra che commette il 10° fallo. Purtroppo il 10° fallo lo commette per prima Breganze e quindi più peso sulla bilancia da parte di Grosseto. Vargas ha in mano una pallina pesantissima. Riportarsi a +3 o rimanere lì e attendere la chance di Breganze. Ricordiamoci, non è un rigore, è una punizione di prima. Finta numero 9 e ce la fa. A Breganze, caccia sotto la testa di Breganze. Il numero 9, Vargas, che ha atteso fino all'ultimo.
Breganze di nuovo a -3, non ce la fa. La più bella serata è anche la più sfortunata. Guardate quante finte fino all'ultimo, poi l'allarga tanto. Mette anche bene il guanto Giuseppe, ma non lo abbassa sul pavimento, la palla passa sopra. Andiamo avanti, circa 8 minuti alla fine. Bomba di Volpe! L'aveva agganciata Tagliapietra, non so come ha fatto a non entrare quella palla rimbalzata davanti a Granados. Ma niente di fatto. Ancora Agostini fa la finta, adesso agganciato, fallaccio. Addirittura c'è anche... No, dal warning ad Agostini, che accusato dall'arbitro di simulazione. Max, per caso ce l'hai? No, niente di fatto. Non abbiamo un replay da darvi sul fallo di Agostini, cioè sulla caduta di Agostini, che si becca anche il fallo di squadra, quindi 11-9. Da 2 falli in vantaggio Breganze ora si porta a 2 di svantaggio. Commesso 4 falli negli ultimi minuti Breganze, 0 Grosseto, che fa vedere di avere la testa refrigerata, freddissima. La formazione di Massimo Mariotti gestisce il 9° fallo, va a prendersi il 10° di Breganze, realizza il +4. Dice di no, infatti no, la palla è lì. Si è vista chiaramente che la palla era incastrata sotto il pattino, era tra le 2 ruote del pattino di Giuseppe. Breganze deve crederci, deve mettere un po' più alle corde. Grosseto deve fargli fare il 10° fallo se vuole avere la chance di portarsi di nuovo a -2 e di dare vita a 7 minuti di paura. E questo che chiederà in questo time out Tiella ai suoi giocatori. Vado in time out anch'io. A presto, a tra pochissimo. Siamo pronti per vivere insieme a voi questi 6 minuti e 43 che ci separano dalla fine di questa partita, che è stata vincente. Finalmente avete sentito il Desmo urlare, e devo dire grazie ai rossoneri che mi hanno riacceso. Agostini, oh no, mamma mia, da qua stavo urlando, è uscita di un non nulla. Attenzione, perché Grosseto vuole mettere a tacere le speranze di Breganze, invece no, riparte Breganze, c'è dall'altra parte dietro Volpe Agostini non aggancia. Attenzione, perché Vargas dall'altra parte scambia 1-2, ci mette il guantone Tagliapietra, Volpe recuperano, riparte Agostini. 6 per 6, 36, 360 secondi circa. La clessidra è girata. Partono gli ultimi minuti caldi. Grosseto non fa fallo da circa 7 minuti. Si sta consumando la lampadina rossa del semaforo posto verso la panchina dell'icona dell'hockey Massimo Mariotti.
Volpe. Tagliapietra Giovanni. Tommaso Volpe, palla deviata da Franco Granados, ma era indirizzata davvero bene la staffilata di Tommaso. Non mi sorprenderei se una squadra di un volpone come Massimo Mariotti riuscisse ad arrivare a fine partita col semaforo rosso acceso per 13-14 minuti sarebbero. Cairo appena rientrato, Cairo sbecca la palla, però gli rimane lì, attenzione, la perde sanguinolenta questa palla, poteva essere, Paghi però aspetta. Del resto Grosseto non ha ora bisogno di spingere sull'acceleratore, anzi può rifiatare. È Breganzi che deve chiedere tutto, torna dentro Costenaro, esce Tagliapietra Giovanni e dietro invece Antonio. Bomba! Niente di fatto, sfortunato ancora Cairo. Tagliapietra, attenzione, fa il giro Gio, Costenaro, palla sporcata, gli toccano da dietro la palla, niente di fatto, quindi ora è Grosseto che cerca di nascondersi, di far perdere tempo, di far sì che la Sabbiolina nella clessidra acceleri e sia sempre di meno. Barbieri, guardate come perdono tempo, fanno trascorrere il tempo, riparte Pietro L'acceso, dopo glielo dirò in intervista che l'ho chiamato così. Costenaro, Pietro, adesso Breganze cerca i tiri da fuori, vediamo, davvero fredda Grosseto, senza fallo da circa 10 minuti, finisce a terra, oh no! Oddio, oddio, oddio. Non voglio dire altro. Time out chiesto da Mister Mariotti. Deve organizzare questi ultimi minuti. Così come deve fare Mister Tiella. Breganze deve spingere, ora deve dare il tutto per tutto. Comunque ha 3 falli da giocare. Deve spingere, deve portare almeno alla commissione del 10° fallo Grosseto per portarsi a -2, poi cuore oltre l'ostacolo. Questa sera l'unica cosa che è mancata ai ragazzi di Gabriele Tiella e del presidente Stefano Volpe è stata un po' di fortuna e forse un po' più di lucidità, freddezza, però certo non saremo qua ad esultarci, ad esultare per una sconfitta mai dovesse essere così, ma per la più bella prestazione dei rossoneri, quello sì. Da applaudire stasera, ragazzi, i padroni di casa. Adesso vogliono mettere pressione. Certo però non è il caso di subire un gol perché si chiuderebbe la partita a meno di 4 minuti. Cairo, Agostini prende velocità, Agostini, mamma mia, non va, niente di fatto neanche questa. Allora ci riprova Cairo, prende velocità, stesso tentativo su Granato questa volta, ancora fallo commesso da Breganze. Troppo accesi i ragazzi di Tiella, forse manca un po' di esperienza di giocare ad alti livelli, di giocare lucidi anche quando c'è da buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ci prova ancora Cristian Costenaro dietro porta, Cairo combatte in mezzo, cerca in mezzo, la palla passa, rimane lì, non gliene va bene una. Finta ancora, niente. Bello il tentativo di Tagliapietra, intanto dovrò togliermi il cappello per questa Grosseto, capace di non commettere fallo per un'eternità.
2:29 al termine. Tutto passa per la resistenza di Grosseto, per la freddezza. Agostini, doppietta per lui questa sera. Andiamo a vedere lo score. Attenzione, Dalia Pietra! Niente di fatto, non ce n'è, non ce n'è. Guardate quante occasioni ancora adesso, non vuole entrare. È sempre lui, Pietro Agostini, MVP di Breganze. E direi anche della partita. Autore di una doppietta, Agostini. Ho visto male. C'ho la pagina che non si carica, ma a memoria sì. Ne ha segnati 2 Pietro. Baragan senza fallo per un'eternità, non mi smetterò mai di dirlo. Bravissima Grosseto. Chapeau a questa squadra che fa vedere lucidità, competenza, esperienza. Non è facile rimanere per così tanto tempo senza commettere un gol quando dall'altra parte l'altra squadra dà tutto, vuole rientrare, cerca l'occasione. Sicuramente non farà l'errore di commettere fallo nell'ultimo giro d'orologio la squadra di Mister Mariotti. Costenaro fino all'ultimo. Chapeau, chapeau ai rossoneri che hanno dato anima e corpo. E questa sera davvero hanno poco da rimproverarsi. Vabbè. Vargas che questa sera con i tocchi al volo ci ha fatto vedere davvero 2 gol, uno più bello dell'altro. E la chiude qua, Capitan Vargas. Arriva anche Paghi ad abbracciarsi con i compagni. Siamo qua a parlare di un 9-5, risultato troppo cattivo, ingiusto per i rossoneri, che però da qua devono davvero ripartire. Infatti con Max cominciamo un 9 immeritato, un punteggio che affonda troppo la squadra di Tiella, che stasera ha messo in campo sicuramente la miglior prestazione. Proveremo ad intervistare Capitan Vargas, perdonatemi, Capitan Saavedra Pablo per il Grosseto, e dall'altra parte voglio assolutamente intervistare Pietro Agostini, Pietro Laccese, come l'ho battezzato questa sera. Andiamo quindi a commentare questi ultimi 33 secondi di questa bella partita, bella accesa. Noi vogliamo un grande Breganze, cantano, io vi rispondo, lo avete avuto. Questo è stato un grande Breganze. Un risultato maturato anche a causa della sfortuna. Vediamo se adesso Saavedra vuole infierire e portarsi in doppia cifra. 23 secondi. Vediamo se si ferma la squadra di Mister Mariotti. No, atterrato. Sì, in effetti non posso, farebbe meglio non protestare il giovane Antonio. Si è visto da qua un po' la bracciata e la spinta. Era sotto gli occhi, aiuto, aiuto. Ah no, il capitano Todeschini Marco si becca addirittura un rosso. Ma no, dai, arbitro, a 16 secondi dalla fine della partita beccarsi un rosso, no. Attenzione. Peccato, non è il miglior modo di finire una partita, ma capiamo anche la frustrazione in panchina di Todeschini Marco. Paste, il capitano da Breganze, di Breganze, e arriva anche il 10°.
e purtroppo matura il 10° gol. Max, devi andare a segnare il 10° a 9 secondi dalla fine. Lo puoi fare con calma. La partita, mamma mia, Pietro ci prova ancora, che sta affilata. Sono davvero dispiaciuto perché nella partita più bella Breganze subisce un doppia cifra totalmente immeritato. Sicuramente non potrà dire di essere stata aiutata dall'arbitro. E finisce qua. Purtroppo ho commentato una partita bella, in cui i ragazzi di TL hanno dato tutto, in cui sono stati sfortunati, in cui hanno qualcosa da recriminare, però questo è il verdetto. Da qua bisogna ripartire da questa bellissima prestazione. Dal Palaferrarin, Desmo e Max e Desmo vi salutano, vi danno appuntamento a fra 2 settimane, dove da qua commenteremo Breganze e Novara, una sfida nelle parti meno nobili della partita, in cui quindi ci aspettiamo fuoco e fiamme. Io vi saluto, vado per le interviste, vediamo chi riesco ad acciuffare. Ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie a tutti e forza Breganze.